Un violento schianto contro il guardrail, i disperati tentativi di rianimarlo e poi la corsa in ospedale. Non ce l'ha fatta Marco Simonato, 59 anni, noto imprenditore di Torre Belvicino, titolare di un'azienda di stampa e grafica. La tragedia è avvenuta ieri sera poco dopo le 20, lungo la via Riva del Cristo a Schio, al confine con Pieve e Belvicino. Simonato era alla guida della sua auto e stava viaggiando in direzione di Torre per rientrare a casa, quando, arrivato all'altezza della rotatoria con la variante della provinciale 46, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando sulla sinistra. La vettura ha proseguito la propria corsa fino a schiantarsi violentemente contro il guardrail. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I primi a fermarsi a prestare soccorso sono stati due automobilisti in transito. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale Alto Vicentino. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione prima del trasferimento d'urgenza in ospedale a Sant'Orso, dove Simonato è morto poco dopo. Tra le ipotesi al vaglio, quella che l'imprenditore possa essere stato colto da un improvviso malore prima di perdere il controllo dell'auto. 20 anni fa il fratello Enrico Simonato era morto anch'egli per un malore negli spogliatoi dello stadio di calcio De Rigo di Schio. I due fratelli, molto conosciuti e stimati in città, avevano lavorato a lungo assieme. Marco Simonato lascia la moglie Stefania e due figlie.